Rieccoci nuovamente con la rubrica Glam Pack Home presso la Galleria L. In occasione del 4° anniversario della scomparsa del maestro Franco Batacchi, riproponiamo la prima parte di un'intervista realizzata qualche anno fa per conto dell'Associazione Culturale Iris di Marcon. Ci troviamo nello studio veneziano dell'artista Franco Batacchi, al quale poniamo subito una domanda. Che cos'è allora per lei l'arte? Secondo me deve essere un oggetto fatto ad arte, vale a dire un oggetto che rispecchia non soltanto un'idea tematica o una trovata tematica, come purtroppo è la maggior parte delle opere d'arte d'oggi. Tante volte si risolvono soltanto nel titolo, ma deve dare la dimostrazione anche della capacità tecnica dell'artista, perché l'opera d'arte è un unicum in cui devono confluire la cultura, l'emozione e la tecnica. E la sintesi di queste cose è la produzione comunque di un oggetto, non basta l'enunciazione, altrimenti tutti sarebbero artisti, perché chi una notte non ha sognato una cosa meravigliosa, poi la mattina dopo si è provato a renderla tangibile, non ci è riuscito perché gli mancano le basi, da una parte forse culturali, ma anche se a quelle le basi comunque tecniche. Oggi ci sono troppi tentativi di scorciatoia che sono determinati da quel mezzo lì, quello e gli altri, cioè dal mezzo tecnologico, per cui chiunque ormai, cioè io soltanto uno veramente che deve avere dei problemi grossi non riesce a fare una bella fotografia, ecco. Ma la differenza tra, prima di tutto, tra una bella fotografia e la foto fatta da un artista è enorme, perché una si limita a documentare una realtà secondo un taglio e uno stile magari ricercato, magari abile, ma prima di tutto bisogna vedere se dietro l'occhio ci sta il cervello e l'accumulo di nozioni non soltanto di tipo tecnico, ma l'accumulo di cultura che ci vuole per interpretare anche la realtà. Ma ancora di più sarebbe importante che ci fosse un salto di qualità per cui il fotografo non si limita a documentare la realtà, ma la interpreta, ne coglie aspetti assolutamente originali. In pittura, oltre il quadrato blu di Klein, dove vuoi andare? Quando uno ha superato ormai tutto ed è ritornato alla superficie dipinta e basta, non c'è altro da fare, è stato già fatto tutto. Questo in teoria. In pratica, e lo diceva appunto Marray, a cui mi riferivo prima, in pratica invece c'è un campo gigantesco in cui si può andare avanti a lavorare, ed è quello della creazione di forme che non esistono in natura. Siccome l'astratto ormai è arrivato appunto con Klein alla fine, addirittura Fontana con il taglio è andato al di là della superficie, bisogna soltanto cercare di capire cosa c'è al di là, e al di là c'è quello che abbiamo qui e qui, cioè ci sono cose che possiamo inventare e che l'occhio della macchina fotografica o della telecamera o della cinepresa non possono catturare perché non esistono. E se una cosa non esiste, il mezzo meccanico non può riprodurla. E qui c'è proprio la grande spaccatura dell'arte contemporanea. Da una parte chi invece, legittimamente naturalmente, io non sono un retrogrado, legittimamente sostiene che anche i mezzi tecnici devono contribuire costantemente all'evoluzione dell'arte, e usano solo quelli, e chi invece, come io faccio parte di questo schieramento, sostiene che esistono due forme d'arte, l'arte fredda e l'arte calda. Io do sempre una dimostrazione pratica di questo, lo ripeto spesso questo concetto perché è talmente semplice che chiunque può fare la prova. Che prendano un poster qualsiasi, che ciascuno in casa ce l'ha, insomma, o un calendario di una velina o una cosa qualsiasi, e si mettano a 10 cm di distanza a guardare un particolare, vedranno il nulla.
vedranno dei pixel, dei puntini, sia in bianco e nero, grigiastri, neri, bianchi. Se è a colori vedranno appunto questi punti e sono cose che non daranno nessuna emozione. Provino invece ad andare vicino a un'opera d'arte vera, ripeto, fatta però da un professionista, non da un imbrattatore che non sa neanche come si stende un colore e la preparazione della tela, eccetera, eccetera, e si mettono alla stessa distanza, infischiandosene del soggetto. Vedranno un quadro astratto emozionantissimo. Qual è la differenza? La differenza è la materia. Arte calda